Da dove viene fuori sto guru? Sto guru è di origini indiane e si chiama Ramen Afasoi. Ramen a fasoi? No, ramen a fasoi, ramen a fasoi. Ramen a fasoi? Ramen a fasoi. Ramen a fasoi. E praticamente queste vibrazioni ti guarisce l'anima. Sì, ma se ramen a fasoi spero che vibrazione sia quella che penso io. Ma dai, fidati, ascolta, ascolta attento. Se sei alta meno di 1,50 m e incontri qualcuno che vuole bruciare le tappe, scappa. Che forte. Tu hai tutti gli appunti. Ma che cosa? Frasi. Come disse il contadino concimando, il tuo lavoro o lo odi o lo ami. Nel suo caso, lo ami. Giusto, no? Il contadino lo ami. Gatto presente, lo ami, cioè lo amaro. Gatto presente, lo amaro. Go presente. Ecco. E allora chiediamoci, un uomo nudo può morire investito? Grazie, Ramen. Ma grazie di cosa? Benvenuti al Minuto Politico in compagnia di un gradito ospite, l'assessore Ciano Contin. Buonasera. Leader di un movimento politico che si chiama... Molto buio, Femociaro. Perché in questo momento storico e politico molto buio è senz'altro importante fare chiaro. Bene. Ma mi scrivono una curiosità. Lei è Sì. assessore onorario. Senz'altro. Ma in che senso? Scusa? Onorario. 10 e mese, 11 della mattina onorario. Come sveglio vado in comune, se no stavo a casa. Diciamo che lei non si occupa di assessorato principalmente, Bravissima. anche Ho altre anche altre attività, in particolare un'azienda vitivinicola. Produciamo un vino meraviglioso. La nostra azienda agricola si chiama Ciano Imbriagato. Sì, Abbiamo giocato la parola Ciano, che sarebbe il mio nome, no? Sì. Ma che abbiamo detto Ciano Imbriagato perché la gente che va fuori da te e dice, oh, trega Ciano Imbriagato. E ora che mi chiama Ciano Imbriagato, che fa Ciano del mio nome. Sì, questo abbiamo capito, ma siccome va a casa tutti storti dai rossi, che rossi eccezionali. Ma con bianco che però non è ancora in commercio, perché delle volte o bevo il me piace, delle volte non mi piace. Che bianco è? E lei è un Pinot che sì. Sì, capire? Sì, allora cortesemente. Pinot che sì. No, è divertentissimo. Il Pinot è Sì, però siccome abbiamo un minuto politico ed è quasi esaurito, allora... Aspetta, prima di fine, ti dico una barzettina sul vino che mi viene in mente, conto sempre, ascoltami Tasi. Senti cosa che dice uno a due gemelli esperti di vino? No. Ve sommelier. Sì, carina. Perché se somiglia, no? Perché se semei, ma anche dei mestieri, io dico sommelier proprio. Però purtroppo il nostro minuto politico termina qui, ci vediamo alla prossima puntata. Già finito? Sì. Ecco, te parli di politica al tempo voi, incredibile.